Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Alessandro Gnocchi, siamo ad Alta Tiratura su Radio Libertà, siamo in diretta dalla Bookmesse di Francoforte, che è la più importante fiera mondiale del libro. Quest'anno l'Italia è paese ospite d'onore, non accade molto spesso, anzi l'unica volta precedente a questa in cui siamo stati paese ospite risale addirittura al 1988. È cambiato praticamente tutto nel mondo dell'editoria e per questo i tedeschi giustamente ci hanno invitati. Diciamo che questa manifestazione è anche un banco di prova importante per il centrodestra, che si trova a gestire una gigantesca vetrina culturale e mi sembra che il centrodestra sia partito decisamente con il piede giusto. La cerimonia di inaugurazione che si è tenuta martedì sera ha visto dei discorsi molto alti e molto belli. Devo dire che hanno parlato benissimo Stefano Zecchi, che ha fatto un intervento sulla bellezza, Susanna Tamaro, che ha fatto un intervento commovente, direi, sulla sua giovinezza a Trieste, e Carlo Rovelli, che unico neo ha parlato in inglese, mentre tutti gli altri ospiti hanno parlato nella loro lingua. Carlo Rovelli ha fatto un intervento in cui sostiene che l'umanità è una grande tribù e quindi, per questo motivo dovrebbe puntare su ciò che unisce e non su ciò che divide, e quindi ha fatto un discorso, diciamo, di un pacifismo utopistico, ma anche, devo dire, interessante. Poi ha parlato il ministro Giuli questa volta ha fatto un discorso veramente convincente, molto ben scritto, non ci sono le supercazzole per cui è stato preso in giro, anche un po' ingiustamente, quando ha parlato in Parlamento di recente. Ha fatto un discorso molto alto e diciamo che ha anche avuto il coraggio di disinnescare il dissenso, di cui tra poco vi parlerò, dicendo che appunto nel suo ruolo è compreso anche l'accettare il dissenso e le posizioni più disparate, anche quelle contrarie agli orientamenti del ministero stesso. Quindi un discorso, diciamo, orientato verso il pluralismo, cosa che è stata apprezzata, ha preso parecchi applausi. Dopodiché è iniziata la manifestazione vera e propria, ma quello che vi voglio sottolineare è questo. Ci sono zone riservate in particolar modo all'Italia. C'è la zona in cui ci sono gli stand degli editori e la Bookmesse ha questa particolarità, è una fiera d'affari, cioè qui non si vendono libri ai clienti, qui si vendono e si acquistano diritti per il mercato mondiale. Il più grosso affare l'ha fatto Mondadori, che è venuto a vendere i diritti di una nuova autobiografia del Papa, molto completa, molto scritta e letta con grande attenzione da Papa Francesco, che ha messo a disposizione anche il suo archivio personale, foto incluse, quindi un libro importante che presumibilmente venderà milioni di copie in tutto il mondo e che è già stato venduto in 80 paesi, tutte le lingue principali del mondo. E questo è l'annuncio di ieri fatto da Mondadori e probabilmente sarà il più grosso affare in assoluto di questa fiera. Poi ci sono scrittori come la Caminito, Baiani, che sono stati ben venduti all'estero, ma insomma, ecco, la Bookmesse è un luogo dove si discute e si fanno affari.
non c'è quindi una ressa incredibile come il Salone del Libro, perché non c'è niente in vendita, se non appunto i diritti, ma uno non si può comprare un libro. La seconda zona in cui l'Italia è padrona di casa è il padiglione italiano, che è stato disegnato da Stefano Boeri, è molto bello, qualcuno l'ha definito funebre semplicemente perché c'è un cielo stellato, in realtà è una specie di piazza che ricorda un po' le piazze di paese, e però intorno diciamo, ci sono le colonne di un tempio greco, quindi diciamo mette insieme l'agorà e invece una dimensione più familiare e più raccolta. In questo padiglione ci sono 2 palcoscenici, di una che diciamo piuttosto consistenti dal punto di vista numerico, e qui abbiamo sentito parlare, tra gli altri oggi ad esempio abbiamo sentito parlare Alessandro Campi, lo storico studioso di Machiavelli e anche animatore della destra culturale, e poi c'è stato Fabio Stassi, ci sarà Daniele Mencarelli, domani è molto atteso Baricco, che farà un discorso sulle parole del nostro tempo. Devo dire che gli incontri sono quasi tutti sold out, esauriti, e c'è poi una terza zona, e di questa vi voglio parlare brevemente perché secondo me è la ridicolaggine di questa manifestazione, ovvero, poiché Roberto Saviano non era stato invitato ufficialmente nella delegazione italiana, molti scrittori, più che molti, alcuni scrittori in vista come Antonio Scurati e Paolo Giordano hanno montato una polemica sul fatto che nell'Italia, ormai in mano ai fascisti, non c'è spazio per gli scrittori dissidenti. Ora, ci sarebbe da discutere su tutte queste parole, cioè sul fatto che esista effettivamente il fascismo, sul fatto in Italia, sul fatto che non chiamare Saviano, e guardate che non è stato chiamato dai suoi stessi editori, non è stato indicato dai suoi stessi editori, altrimenti sarebbe stato invitato ufficialmente. Comunque non invitare Saviano, come dire, è un atto di censura, non lo so, non credo. Non è che a Saviano manchino gli inviti a manifestazioni di questo tipo. Scrittore poi, ecco, se tutti fossimo scrittori, se tutti quelli che hanno pubblicato un libro fossero scrittori, diciamo che all'ultimo anno di liceo ci vorrebbe un'antologia di 30 tomi, invece ne basta uno, quindi scrittori, sì, scrittori, saranno tutti scrittori, non lo so, sì, hanno pubblicato dei libri come molti, ma insomma, dissidenti, ecco, questa parola è letteralmente inaccettabile, perché la dissidenza a casa mia è quando si rischia la pelle. Solzhenitsyn era un dissidente, Paolo Giordano non è un dissidente. Infatti queste persone, pensiamo un attimo a come si muovono nel mondo editoriale. Allora, pubblicano tutti per grandi editori, Scurati con Monpiani, Paolo Giordano è passato da Mondadori a Einaudi, Roberto Saviano ha esordito con Mondadori, poi è passato a Feltrinelli, poi è passato a Bompiani, tutti grandi editori. Paolo Giordano è presente in 1000 manifestazioni, come del resto Scurati. L'unico che è ancora più presente è Roberto Saviano, invitato praticamente ovunque in tutta Italia, sempre. E in più diciamo che Saviano ha anche una visibilità televisiva anche abbastanza inspiegabile, visto che la sua trasmissione Insider l'hanno vista in 4 gatti, ha fatto il 2% in prima serata su Rai 2, un risultato che non giustifica assolutamente la messa in onda. Inoltre tutti questi personaggi che abbiamo citato collaborano con un quotidiano nazionale. Scurati è passato dal Corriere a Repubblica, la Stampa soprattutto, su Saviano, su Repubblica leggete Saviano, Paolo Giordano lo leggete sul Corriere della Sera. Ora io vi chiedo e mi chiedo
se questi possono essere considerati dissidenti, cioè persone che hanno il massimo della visibilità, pubblicano con grandi editori, scrivono sui giornali più importanti d'Italia, sono ospiti ovunque, ecco, questi si definiscono dissidenti e dicono che in Italia loro non possono parlare. Ma ci rendiamo conto dell'assurdità completa e totale? Quando si usano delle parole come dissidenza, resistenza, bisognerebbe avere, secondo me, anche lo scrupolo morale di pensare a chi nella storia è stato realmente un dissidente e ha fatto realmente la resistenza. Stiamo parlando di persone che hanno perso la vita, persone che non potevano andare a ritirare un premio Nobel, persone che sono state zittite per sempre, persone che sono finite nei campi di lavoro. Chi ha fatto la resistenza rischiava la pelle, si faceva sparare addosso. Qui nessuno corre di un rischio simile. Qui anzi l'unico rischio che corrono è di prendere più applausi quando si presentano in questo modo. E la cosa veramente ributtante, scusate se uso questa parola, sono stati alcuni accostamenti che i nostri amici tedeschi, senza conoscere evidentemente la situazione italiana, hanno fatto. Non si può paragonare Giovanni Falcone a Roberto Saviano, mi dispiace, non è proprio possibile, non è corretto, non è giusto, non è vero. Vabbè, a parte questo, quindi noi in questi giorni cosa assistiamo? Assistiamo a una serie di incontri nel sito nello stand del PEN Berlino, in cui questi scrittori dissidenti fanno la resistenza e spiegano a tutto il mondo che l'Italia ormai è un paese in cui non esiste più la libertà d'espressione, loro sono minacciati, i loro amici sono minacciati. Ora, vedete una cosa, queste persone che sono per il dialogo, la libertà d'espressione, tutte queste belle cose, parlano solo tra di loro, capito? Non c'è mai una voce fuori dal coro, non gli viene mai fatta una domanda vera, cioè provocatoria, una domanda che imponga una risposta che non sia telefonata, che non sia scontata. No, questi parlano solo tra di loro, si danno ragione l'un l'altro, si danno le pacche sulla schiena, alla fine sono tutti contenti. Alla fine, sapete, questi censurati quanti incontri fanno alla Bookmesse, che dura 4 giorni? Bene, allora, Scurati ne ha fatti 2, uno al Pen Club e poi ha presentato il 4º volume, e questa è la novità libraria più importante oggettivamente, ha presentato il 4º volume di M, L'ora del destino, che è questa sua rilettura della storia di Benito Mussolini, rilettura molto contestata, ma con Scurati è impossibile parlarne, perché ovviamente Scurati non accetta il confronto, mai, 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 mai. Ci sono storici come Alessandro Campi che l'hanno sfidato, tra virgolette, l'hanno invitato in realtà a un confronto sui temi di Scurati, ma Scurati non ha mai accettato, perché non vuole discutere con persone competenti, vuole solo andare lì a prendersi delle pacche sulla spalla e a darne altre ai suoi amici. Tutto qua. Ecco, vabbè, comunque 2 incontri quindi per Scurati, 2 incontri per Paolo Giordano, uno al Padiglione di Francoforte e uno al Pen Club, e 2 incontri anche per Saviano, il censurato, quello per cui è nata tutta questa questione. Farà 2 incontri alla fine, farà 2 incontri, uno dei quali ha il titolo "Scrivere ai tempi delle democrazie illiberali". Ma cosa vuol dire democrazie illiberali? Sì, vuol dire che le democrazie hanno mantenuto il vuoto, ma insomma poi sono state, come dire, corrotte dall'interno, dal populismo, dal sovranismo e così via. Ma io veramente non riesco a credere che una persona possa presentarsi come perseguitata dal potere politico in un paese come l'Italia, dove tutti dicono quello che gli pare, tutto il giorno, sui social, nei siti, è ovunque, c'è un opinionismo capillare e pervasivo.
praticamente se uno vuole far sentire la sua voce, ammesso che poi riesca ad emergere, ha 1 milione di canali per farlo e nessuno glieli toglie. Se per Saviano è una censura il fatto che i suoi editori, non avendo niente da vendere, non l'abbiano voluto, è una censura un po' particolare. Se per Saviano è una censura il fatto che la sua trasmissione su Rai 2 non venga confermata perché non è piaciuta a nessuno e nessuno l'ha guardata, non lo so, se questa è censura, allora va bene, è tutto censura. Vabbè, adesso vi lascio con un brano che è I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction, 'cause I tried and I tried and I tried and I tried. I can't get no. I can't get no. When I'm driving in my car, when a man comes on the radio, it's telling me more and more. Rieccoci in diretta da Francoforte, siamo alla Bookmesse, la più importante manifestazione libraria del mondo, quantomeno di quello occidentale. Sono qui inviato per il mio giornale e in questi giorni ho anche assistito a degli incontri assolutamente interessanti di cui vi voglio parlare e vi voglio anche consigliare di dare un'occhiata a alcuni dei libri che vi citerò. Uno l'ho già citato in questa trasmissione, è il libro Nexus dello storico, sociologo, futurologo Harari, israeliano bravissimo, che ha fatto un incontro veramente strepitoso insieme a un filosofo giapponese che io non conosco, ma ho visto che è pubblicato anche in Italia da Castelvecchi, si chiama Saito, ed è uno studioso di Marx, quindi hanno messo a confronto, come si fa nei veri dibattiti, due persone che la pensano in maniera diversa, perché diciamo Harari è un sostenitore del libero mercato con qualche remora dovuta al fatto che diciamo nella sua visione il libero mercato deve avere una specie di freno morale senza il quale diventa veramente sopraffazione. L'altro invece è un marxista puro, anche se ha studiato un Marx strano, di cui non si sente mai parlare, che è il Marx dei quaderni, che sono stati pubblicati non tantissimi anni fa, e è un Marx strano perché, strano tra virgolette, perché insomma si pone il problema appunto dell'industrializzazione e degli effetti sull'inquinamento, cioè è un Marx ecologista, se così possiamo dire. Ed è anche un Marx che sembra preannunciare quella che noi oggi chiamiamo teoria della decrescita. Questo dibattito in pratica vi consiglio di recuperare il libro di Saito, che è interessante, l'ha pubblicato Castelvecchi nel 2023 e appunto il titolo è Marx ecologista. È un libro interessante e i due si sono confrontati su quello che sarà il futuro della nostra specie, prendendo in esame il problema dell'intelligenza artificiale. Diciamo che per certi versi su questo tema particolare hanno detto delle cose non inconciliabili, però diciamo che Harari ci ha mostrato un futuro distopico in cui le macchine prendono il sopravvento e finiscono con il regolare ogni aspetto della nostra vita, ma non come nelle
nelle distopie fantascientifiche, è una specie di totalitarismo soft in cui macchine intelligenti creano macchine un po' meno intelligenti, che sono una specie di burocrazia dell'intelligenza artificiale, e ciascuna di queste macchine controlla uno degli aspetti della nostra vita. È inquietante, sì, è inquietante. Diciamo che lui è tendenzialmente pessimista, perché la storia insegna che l'uomo, quando può provare a fare qualche cosa, la fa, prima o poi la fa, anche senza curarsi troppo delle conseguenze che possono essere drammatiche. La bomba atomica è un esempio che è stato fatto appunto durante questo incontro. Saito invece dice che la crescita, che l'ossessione della crescita, che in realtà ha anche la sinistra, pensate solo alla Cina, che ha il capitalismo di Stato, no? È ossessionata dalla crescita, ma in ogni caso anche l'Unione Sovietica voleva crescere più degli Stati Uniti. Quindi lui dice: il mito della crescita ce l'hanno tutti i sistemi economici che abbiamo sperimentato, ma è appunto è fiction, ha detto, cioè non è vero, non si può crescere in continuazione. Quindi quello che lui teorizza è una specie di decrescita controllata. Il punto chiave sul quale secondo me non ha risposto in modo calzante è come si ottiene questa decrescita, nel senso, chi lo va a dire che bisogna decrescere, soprattutto chi lo va a dire ai paesi del terzo mondo, che sono quelli che crescono più rapidamente e che vogliono crescere sempre di più. Chi gli va a dire che, che devono rallentare nel raggiungere, diciamo, tutte le i benefit, tutte le cose meravigliose che ci ha dato lo sviluppo, gli ospedali e tutto il resto. Come si fa? Perché il problema di ogni visione socialista è che implica la coercizione, perché come si va? È difficile come dire, convincere democraticamente un paese a rinunciare a crescere. Come si fa? Questo secondo me su questo punto non ha saputo rispondere. D'altro canto Harari ha avuto un gioco più facile, perché comunque lui dice il libero mercato, se si fonda anche sulla cooperazione e qui sulla concorrenza, allora, se noi cooperiamo e facciamo in modo che il libero mercato abbia dei freni morali e che quindi si cresca, ma si cresca in armonia con vantaggi per tutti, allora il libero mercato è senza ombra di dubbio il sistema economico migliore. Se invece il libero mercato diventa avidità, allora iniziano i guai. Ora, è una discussione, come dire, vecchia quanto l'umanità, perché io pensavo, mentre ascoltavo, che l'avidità di certo non l'ha inventata il capitalismo, l'avidità probabilmente è sempre esistita da quando l'uomo vive in piccole comunità. Però appunto forse su questo punto è stato più convincente Harari. Quindi vi consiglio Nexus, che è pubblicato in italiano e in cui appunto Harari spiega la nascita delle reti di informazione dall'età della pietra fino all'intelligenza artificiale, e vi consiglio anche il libro del filosofo giapponese Saito, molto brillante, molto simpatico anche di persona. Poi ho assistito a un altro incontro sull'intelligenza artificiale che, devo dire, domina quasi tutte le discussioni, perché l'intelligenza artificiale pone dei problemi molto seri all'industria editoriale. Il primo è il rispetto del copyright. Ci sono, soprattutto negli Stati Uniti, ci sono grossissimi processi, 32, diciamo, quelli più grandi, che riguardano proprio la violazione del diritto d'autore, perché per addestrare un'intelligenza artificiale bisogna darle in pasto dei testi e pare che appunto, poi sarà il tribunale a stabilirlo, che a certe intelligenze artificiali sia stato fornito
illegalmente come cibo un insieme di titoli pari a 200.000 e l'esperto che oggi ne parlava diceva stima assolutamente al ribasso, altro che 200.000, sono minimo 800.000. Comunque un problema è questo. Il secondo problema che viene posto all'industria editoriale è che il mercato è inondato di prodotti che non si sa bene da dove arrivino. Ora sentite questo dato perché è veramente inquietante. Forse vi sarà capitato di andare a vedere quali sono le classifiche di vendita degli ebook nei vari servizi, nei vari store online. Il famoso è Amazon, ovviamente. Vedete che sono autori sconosciuti che hanno una quantità incredibile di titoli e spesso sono thriller, romance, fantasy, sempre a sfondo un po' erotico. E a un certo punto i gestori delle piattaforme si sono accorti che qualcosa non funzionava perché c'erano degli autori che si autopubblicavano lì sopra e scrivevano 3 libri al giorno, tutti i giorni. Quindi hanno iniziato a pensare che quei libri fossero scritti o da un bot o da un essere umano che, diciamo, imbeccava l'intelligenza artificiale e poi trascriveva o copiava, copia incollava. E hanno preso dei provvedimenti, diciamo, seri proprio per evitare che il mercato sia inondato di questo materiale. Poi ci sono degli aspetti ancora più inquietanti perché se io compro un libro brutto mi arrabbio o mi addormento, ma qui si parla di libri non solo di narrativa, si parla di ricettari. Ora, un ricettario, se dà un consiglio alimentare sbagliato, può essere anche pericoloso. Poi si parla delle diete fai da te. Ma siamo sicuri che siano affidabili? È rischioso. Addirittura ci sono i manuali di medicina fai da te, no? Insomma, entriamo in un settore che è sconcertante, che è preoccupante. Ora, ci sono tanti modi, tanti tipi di intervento che si possono fare. La chiave, quello che tiene unito tutto, è la trasparenza dei dati. Se non c'è la trasparenza dei dati è un guaio molto serio. E durante questa discussione è emerso anche che appunto in alcuni settori, ad esempio la manualistica di scuola, i libri di testo dei nostri figli, potrebbero diventare in futuro un settore gestito dalle intelligenze artificiali, il che pone dei problemi seri perché l'intelligenza artificiale analizza dati, ma la conoscenza è un'altra cosa, l'intelligenza vera un'altra cosa ancora. La conoscenza richiede tempo, qua invece la macchina mangia i dati e sputa fuori immediatamente un capitolo sulle guerre puniche. Bene, si stava discutendo di tutto questo quando è emerso il caso della Bookmesse, ovvero questo editore che si chiama Clio Books, che offre un servizio chiavi in mano agli scrittori che non sanno scrivere, ovvero voi avete un'idea per un romanzo, benissimo, vi mettete a chiacchierare con la IA di Clio Books gli dite in sostanza quali sono i temi chiave del vostro libro, che può essere un romanzo ma anche altra roba, gli spiegate qual è l'obiettivo che volete raggiungere e qual è il vostro target, cioè a che lettore pensate di rivolgervi. L'intelligenza artificiale vi sputa fuori immediatamente la struttura di un libro. Se a voi piace, vi verrà chiesto di parlare per 10 minuti per ogni capitolo, i capitoli sono 8 o 10 di solito, di parlare appunto quindi 80 minuti o 100 minuti con l'intelligenza artificiale, che vi pone delle domande, vi dà delle risposte e così via.
alla fine, in poco tempo, voi vi trovate un libro di 70.000 parole. Gli anglosassoni non contano le battute, contano il numero di parole. 70.000 parole è il numero di parole medio, quello più apprezzato dall'editoria, diciamo così, ma si può arrivare a 120.000 senza nessun problema. Poi, se avete il blocco dello scrittore, invece, la paura della pagina bianca, il Clio Books ha addestrato l'intelligenza artificiale per farvi superare questa paura. Quindi, se voi pensavate di metterci 12-18 mesi per un libro, in questo modo ci metterete al massimo 30 giorni, il che è anche un enorme risparmio dal punto di vista economico, soprattutto per gli editori. E voi dite, vabbè, ma nessuno farà uso di questo servizio. Benissimo, sappiate che questo servizio, che è appena nato, ha prodotto 163 libri. Sono in fasi diverse di lavorazione, ma qui il problema successivo che si pone è la trasparenza, perché se io, editore, pubblico un libro che è stato scritto in quel modo, forse lo devo comunicare al mio lettore, ma non c'è nessuna legge al momento che mi imponga di farlo. Posso farlo per mia, come dire, per mia iniziativa, perché amo la trasparenza. Sono tutti problemi ai quali non c'è una risposta. Anzi, Harari ha detto una cosa molto intelligente. Uno degli errori che possiamo fare, è vero che l'intelligenza artificiale è velocissima nel suo sviluppo, ma uno degli errori che possiamo fare e che dobbiamo invece evitare è quello di dare giudizi trancianti, troppo alla svelta. Bisogna capire bene come rispondere a queste sfide, che evidentemente sono pressanti, e questa manifestazione credo ne sia la prova più eclatante. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana.